con influenza chiede. A proposito di carretto, non posso non ricordare mio padre che anticamente faceva carrettere. Salvatore ascolta, suo padre. Mio padre anticamente faceva i carrettieri, aveva le manoranni e danni era la volontà di travagliare. Era ancora scuro quando uscì di mattina, a coffaro cavallo cina e più picca cosa, rincia un sacchitetto, perché la cosa più importante era il travaglio di un carrettieri, era lo cavallo. Era il re scuro quando ritornai, mio padre non buttava il relogio per contare le ore che faceva. Nanticcia di riposo era ripartia, mentre salutando a mia madre ci diceva a me panischitto ma dare, a massimo 4 olive o fumaglie per i picciri da tenere, che a crescere e niente a mancare. Mio padre anticamente faceva carrettere, aveva le manoranne e danni era la volontà di travagliare. Grazie. E se Ciccio mi permette, visto che i conti tornano, consentimi. Signori, mi sento strapazzata in questo mondo, corro, ricai, ridai e mi confondo, ti faccio le domande e solo mi rispondo. Usaccio che rispetto a tanti sognonenti, che hai tanti pensieri appilamenti e chi tu che fai per mia è sempre tanto ranni. Ma vedi se puoi abbreviare il tuo tempo e dammi le risposte, che io ne aspetto tante. Grazie. Grazie Carmela. Fra i tanti poeti emergenti, e Carmela non lo è più, Carmela ormai è affermatissima, nel territorio nostro di anno in anno si va affermando un nostro poeta locale che si chiama Raffaele Cuccione, che lo chiamo. Raffaele si è stato nel 2015 si è classificato al 3° posto al Carnevale Avolese, poi nel 2016 al 1° posto e poi è stato presente quest'anno nel 2016, a marzo 2016, nella manifestazione che noi abbiamo fatto per strade e cortili di Avola e che si chiama Dalle 8 alle 8, che abbiamo fatto una sorta di trekking poetico attraverso le piazze e i monumenti più belli di Avola. E lì incontrammo questo poeta che ci sorprese. Di dove sei originario intanto, Raffaele? Sono siciliano, sicuramente. Mamma avolese, papà comisaro di Comiso. Però ho vissuto la maggior parte del mio tempo tra Siracusa e Avola. Ho sposato una donna avolese, abito ad Avola da 25 anni, quindi mi ritengo avolese a tutti gli effetti. Bene, indegnamente dico la poesia dopo Carmela Di Rosa. Desideravo fare una piccola precisazione. Io devo tanto a un poeta che è qui presente, il quale ha saputo farmi tirare fuori quella vena poetica che avevo in adolescenza e che poi avevo lasciato perdere. Ora incitandomi, invogliandomi, mi ha fatto rinascere, ritornare indietro di molti anni e ho scoperto anche io stesso questa mia vena poetica che era sopita. Non ci lasciare la curiosità, chi è questo poeta? Non è conosciuto proprio ad Avola. No, non può essere. Forse è più conosciuto con Agnuria, Mumma, Piano Artale, grazie sempre. Sebastiano Artale Mumma che ha tirato per i capelli. La poesia che è ciascuno di noi poi alla fine andiamo scoprendo man mano nella vita, la poesia ci attrae. Vai Raffaele. Questa sera desidero recitare una poesia che ho composto un paio di settimane addietro per l'occasione, in vernacolo. Si intitola Fimmina. Non saccio di onde incominciare, perché un civedetto non mi volesse sforzare, ma nella mente mi vedono cose che mi fanno meravigliare. L'argomento che voglio affrontare è una cosa che non si può capacitare, perché se no non potessimo solo suonare. Non ci arrenescio con tutta la buona volontà, magari che ci metto tutta la mia abilità, perché mi resta sempre
tanta curiosità. Basta ora rigirare turno se non finisce che ferrivo tutto il mondo e a testa mi infilo in già forno. L'uomini pittia facessero i più pericolosi caprioli, pure i poeti descrivono rumori i meglio parole, i pittori invece da disegnano limpida come i violi. Raucca trova basta un sorriso, facendolo sempre dopo che ha deciso, e così a tutti ne fa sentire no paradiso. Retomano abbasta una carizza, perché chi due uomo che t'apprizza subito fa aumentare la tua bellezza. Tu sai quando usare la tua dolcezza per dimostrare la tua candidezza e allo stesso tempo la tua purezza. Quando tu abbracci con tanto amore fai sentire che nel cuore hai tanto ardore e fai passare all'uomini i forti dolori. Non parliamo poi quando ti lì con gli occhi, a neve fai scendere a fiocchi e le campane a tutte ti fa sentire il rintocchi. Femmina, sei una creatura iauta come una stella alpina. Femmina, sei una creatura nica come i spiaggi cini del Rina. Femmina, sei una creatura celesti come una regina. Femmina, 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 sei per noi uomini come un caffè nella tazzina, una rosa senza spina, l'acqua ruce nella piscina, un sole che spunta la mattina, per lo malato si la medicina, nella favola fai la fatina, poi neonato si ha copertina. Femmina, per questo fusti creata della mano divina. Grazie Raffaele Guccione.